Lasciate tanti bei mi piace per l'ultimo episodio di questa carriera allenatore con il Napoli. Io, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ultimo episodio, il 14esimo di questa carriera allenatore con il Napoli su FIFA 23, che tanto mi ha appassionato, vi ha appassionato. Io ringrazio vivamente tutte le persone, tutti i ragazzi, le ragazze che mi hanno seguito dall'inizio alla fine di questa carriera. Sono contento di come sia andato. Purtroppo o per fortuna è arrivato l'ultimo episodio di questa carriera. Vi voglio ringraziare veramente tutti quanti. Spero vi sia piaciuto come contenuto e quindi nulla ragazzi, non mi perdo in altre chiacchiere, vi lascio subito con l'episodio perché oggi si fa la storia. E raga, eccoci tornati con la carriera allenatore col Napoli, 14esimo episodio. Purtroppo nello scorso episodio, come avete visto, sono state più le cose brutte e negative che sono successe. Infatti a me è dispiaciuto tantissimo perché si stava mettendo veramente bene la nostra stagione, la nostra annata, al di là degli obiettivi che adesso andiamo a vedere, perché non erano prettamente vincere la Champions e vincere la Coppa Italia, però ci avevo messo un po' il pensiero e penso che tutti i ragazzi, tutte le persone che stavano guardando e stanno ancora guardando la mia carriera allenatore ci avevano messo il pensiero. Quindi adesso guardiamo gli obiettivi, vediamo se li abbiamo raggiunti. Allora andiamo un attimo a guardare quindi gli obiettivi. Ecco qui, posizione attuale primo in Serie A, qualificate per la UEFA Champions League, quindi diciamo che la nostra portata. Progressi obiettivi 100, aumenta il valore del tuo club del 20% entro 2 stagioni attraverso la cessione dei giocatori e ricavi delle competizioni. Ok, quindi lo abbiamo fatto. Fase attuale semi, quindi raggiungi i quarti di finale, erano il nostro obiettivo, quindi l'abbiamo raggiunto fondamentalmente perché siamo arrivati in semifinale. Veramente mi rude ancora, vi dico la verità. Poi punteggio fiducia 85 siamo, valutazione popolarità allenatore, probabilmente non so, aumenterà nel momento in cui vado a vincere il campionato. Crescita giovani, fai giocare almeno 30% delle partite ad almeno un giocatore del vivaio, e questa per esempio è una cosa che non ho praticamente fatto. Ok, qui deve ancora finire ovviamente il campionato. Le finanze, aumenta il valore del 20%, credo che l'abbiamo fatto anche questa, quindi stiamo bene, stiamo abbastanza bene con gli obiettivi, quindi nulla, ci alleniamo e poi andiamo con la prima partita. Abbiamo il derby campano e Napoli Salernitana. Io in realtà vi dico la verità, la vado a simulare e anche in maniera veloce. Arriviamo direttamente a vedere il risultato di Napoli Salernitana, il derby 3-1 per il Napoli, Zielinski, Kvaratskhelia e Kvaratskhelia, quindi la doppietta. Bradaric non basta alla Salernitana. Va bene così, questo episodio si apre con una vittoria, seppur simulata, perché voglio gestire le energie e andare verso la fine di questa stagione carico. Ecco qui. E abbiamo il Milan, signori, proprio il Milan che ci ha tolto la Coppa Italia, quindi ferita ancora aperta. Il Milan dell'ex Osimhen. Saltiamo la conferenza perché sono troppo carico e gasato per questa partita. Dai, voglio, dai, ci siamo. E Milan-Napoli, bella Benzema, dagliela che sei da solo, dagliela dall'altra parte. Ok, solo così possiamo fare ragazzi, solo così, i gol della merda, va bene così. Al sesto è già 1-0 contro il Milan. Adama Traoré, posizione qui dalla grafica in classifica, il Milan è secondo a meno 10, quindi attenzione Osimhen, esterno della rete, attenzione, attenzione, come il passaggio che è dato prima dentro per Zielinski. Vai Zambo, bella da quest'altra parte per Kvara. Dai Kvara, mettila dentro, proprio per lui, di testa. Adama, mannaggia, per poco non ci sono arrivato. Dai Kvara, vai, bella Kvara, dentro, bella, ottima. Ancora, la palla fuori per Zambo, il carico, il tiro, però troppo centrale. Telefonato questo tiro per il portiere, dai. Bella palletta di Benzema per Kvara, vai, puntalo che lo saltiamo, bella per Benzema, il tiro a giro di Benzema, e ancora una volta il portiere Maignan, fai buona esulta, vai Zielinski, corta, buona per Gavi, fuori, bella per Traoré, da quest'altra parte Rachmani a giro addirittura, fuori, attenzione di Lorenzo, mamma mia il capitano anche da infortunato, recupera il pallone, bella per Benzema, bella dentro, vai Zielu, se la accomoda sul destro e andiamo così 2-0 al 37esimo. Calma ragazzi, calma, che veramente ci abbiamo tanto ancora. Come anticipa Osimhen, bello per Zielu, ancora per Karim, la mette dentro
E arriva la doppietta di Adama Traoré, che mi ringrazia per averlo messo titolare al posto di Politano. Ma guarda, tengono pure un mazzo per in ballo, guarda. Attenzione, attenzione, cross in mezzo. Ottimo Saliba. Fine primo tempo. C'ho questa impressione. Oh, attenzione al tiro di Osimhen. Mamma mia, che gol che ha fatto Osimhen. Mamma mia, che gol che ha fatto Osimhen. Come faccio ad andare così a vuoto? Guarda là, guarda. Mamma mia, che parata che ha fatto Navas. Ma fallo buono sto passaggio. Bella di Lorenzo, che da infortunato non si fa superare. Attenzione, andiamogli addosso. Non facciamolo crossare. Mamma mia. Bella palla. Ok, Zambo. Ok, dagliela dentro per Benzema. Attenzione al Milan, contropiede del Milan. Attenzione, sta questo da quest'altra parte da solo. Bennacer. Attenzione, lo si mette in mezzo. E il là so chiude, ammo. E io là sono andato. Io già lo sapevo. Bel contropiede. Bel contropiede, ho vinto il rimpallo. Un rimpallo nella vita ho vinto. Un rimpallo nella vita contro il Milan. E ce la piazzo. Così determinati. Così, chi è? Pablo Gavi? Chi è? Pablo Gavi? Un rimpallo ho vinto, un rimpallo. Benzema che scappa molto bene via. Benzema da solo davanti al portiere. Da solo davanti al portiere. La piazza. C'è ancora Zielu. Miracolo del portiere. Che già fa questa grafica Leao. Bella anticipo di Olivera. Però la palla ancora del Milan. Quindi attenzione a questo contropiede del Milan. Attenzione alla palla dentro. Ottimo recupero. Qui c'è Politano che vede molto bene sulla corsia. Che pallone per Traoré. Stai da solo. E la piazza anche lui. Ahmed Junior, Traoré. Fatemi rigiocare la finale di Coppa Italia. È rimasta qua, qua 5-1. La palla qui ancora dentro per Osimhen, l'ex per Leao. La palla dentro di Leao. Mamma mia, murato, ottimo. E la palla qui che va a Zielu. Si gira molto bene Benzema. No, la volevo dare a Zielinski. E finisce qui. E il titolo va al Napoli. Vinciamo questo campionato. Ci abbracciamo tutti quanti. Finalmente, ragazzi, portiamo a casa il primo nostro trofeo. Vabbè, oltre quello Las Americas che abbiamo vinto nel precampionato, questo è il primo vero grande trofeo. La squadra si abbraccia. Abbiamo giocato veramente molto bene questo campionato. Un grandissimo distacco. Credo che abbiamo chiuso a più 13 o a più 10. In ogni caso abbiamo creato veramente un solco dietro di noi. Campione d'Italia. Questo Napoli speriamo che possa essere di buon auspicio anche per la realtà proprio dei fatti. E c'è Benzema che sta per alzare la coppa. Olè! Da capitano Karim Dei Benzema. Ballano tutti, balla Navas, che applaude anche i suoi amici di squadra. C'è Di Lorenzo che da infortunato ha giocato benissimo in questa partita, tenendo botta e tenendo sempre Rafa Leao, che è velocissimo, e la rialza ancora al cielo la coppa, questo campionato. I giocatori del Napoli vanno qui a festeggiare sotto la curva dei tifosi, accorsi allo stadio con la coppa in mano. Ancora una volta l'alza Benzema, vero 9, vero bomber di questa squadra. Ricordo quando l'ho comprato che nei commenti non tutti erano felici, perché chiaramente avevo acquistato uno che aveva più anni rispetto ad Osimhen, che lo avevo venduto proprio al Milan. E Osimhen si prende la Coppa Italia a nostro discapito e noi invece ci prendiamo il campionato. Veramente abbiamo fatto un campionato a parte strabiliante, strepitoso. Mi fa piacere per i ragazzi, per i nuovi. Gavi tra l'altro anche segnato. La squadra Leverkusen vuole offrire Karendi più Matteo Politano. Adesso quindi si ricomincia da zero, ma vediamo ragazzi, vi dico la verità, vediamo se continuare questa stagione, questa carriera allenatore, per una serie di motivi. Ovviamente ve lo farò sapere, vi aggiornerò sui miei social, soprattutto su Instagram, quindi chi non mi segue su Instagram mi seguisse, supera Allan 5 e vediamo un po' se inventarci qualche altra carriera o proseguire questa qui. Quindi nulla ragazzi, questo episodio, seppur composto da una sola partita, finisce qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito dall'inizio alla fine di questa carriera allenatore. Un bacio forte e sempre solo forza Napoli. Ciao a you.